All'assessore Giuseppe Ruggeri, eccoci qua, assessore, facciamo un bel applauso all'assessore, prego un applauso per la Conte. Siamo pronti per questa inaugurazione, prego assessore. Buonasera a tutte e a tutti, cittadini, visitatori, autorità e soprattutto a voi, cari maestri infioratori. È con profonda emozione e immenso orgoglio che do il benvenuto a ciascuno di voi alla 29ª edizione della nostra storia di fiore. Anche quest'anno le nostre vie si dicono di una bellezza ancora più profonda, legandosi all'8 centenario di San Francesco d'Assisi e al suo messaggio universale di amore e rispetto del creato. Ma se oggi San Pierriceto si trasforma in questa straordinaria galleria d'arte a cielo aperto che accompagnerà la solennità del Corpus Domini, il merito è di chi ha messo il proprio cuore. Il vero miracolo che celebriamo oggi non è solo racchiuso nella meraviglia visiva di questi tappeti floriali, ma risiede nello spirito profondo che ne ha permesso la nascita, un clima di straordinaria collaborazione, di unione e di autentica gioia. In questi giorni, in queste notti di intenso lavoro, abbiamo assistito a uno spettacolo nello spettacolo. I nostri giovani, fianco a fianco con i meno giovani, hanno abbattuto ogni barriera generazionale, hanno condiviso fatiche, risate, creatività e saperi, dimostrando cosa significa essere una comunità viva e coesa. L'Infiorata è per sua natura un'opera d'arte effimera, è destinata a durare lo spazio di poche ore prima della solenne processione. Eppure la sinergia, la solidarietà e l'entusiasmo che si respirano tra i nostri piccoli lasciano un'impronta permanente e indelebile nel cuore di tutti noi. Questo spirito di unione non deve esaurirsi un fine settimana, ma deve essere il modello di cittadinanza a cui tendere ogni giorno. Il mio più sentito ringraziamento va a tutti i cittadini, ai rioni, ai volontari venuti anche dai paesi vicini e ai tantissimi ragazzi che hanno donato il proprio tempo e il proprio cuore per questo progetto. Siete voi l'anima di questa festa, siete voi che con il vostro lavoro e il vostro amore rende San Pierriceto un punto di riferimento culturale e un esempio di accoglienza per l'intera Sicilia. Viva San Pierriceto, viva la nostra comunità, viva l'Infiorata! Queste sono state le parole dell'assessore Ruggeri. Adesso passiamo la parola, aspettate un attimino prima dell'inno, perché c'è l'inno di Manelli che doveva eseguire. Quindi eseguiamo l'inno di Manelli nella Camera di San Pierriceto. Per l'applauso, vai, cantiamo tutti insieme. Prego.
tutti e benvenuti alla 29esima edizione dell'Infiorata del Corpus Christi. Ringrazio il nostro parroco, Monsignor Francesco De Domenico, che ogni anno ci indica il tema dell'Infiorata. Con lui tutti i ragazzi della parrocchia e del coro di San Pier Niceto e San Pier Marino. Ringrazio l'onorevole Matteo Sciotto e il sostegno che non potuto essere presente. Ringrazio altresì l'onorevole Pino Cannuzzo, che ho sentito anche lui aveva degli impegni istituzionali, ma mi ha detto di portare il proprio saluto. Saluto e ringrazio per la presenza l'architetto Claudio Lucchesi, titolare dell'azienda Cerel Trasporti, che insieme al nostro illustrissimo concittadino emerito, il maestro Emilio Sgro, sta curando la cosa di un'opera importantissima che il maestro Emilio Sgro ha donato a San Feliceto e ha fatto anche da sponsor per questa manifestazione. Ringrazio l'architetto Lucchesi, grazie Claudio, la tua presenza è preziosa. Un ringraziamento doveroso e di cuore all'onorevole Santi Formica per il grande sostegno che dà a questa amministrazione comunale in modo disinteressato e quotidiano. Ringrazio il dirigente generale dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina, il dottor Giovanni Cavallaro, che insieme al commissario Concetto Scarcella, che dirige gli ispettorati di Colle Sarizzo e Rometta, ha mandato la squadra del centro boschivo di Rometta in occasione di questa manifestazione per garantire la presenza e la vicinanza dell'ispettorato, ma anche un aiuto concreto in caso di bisogno. Saluto e ringrazio di vero cuore i sindaci presenti, il sindaco di Antico, il sindaco di Monte San Giorgio, il sindaco di Rocca Martina, il vice sindaco di Martina, il sindaco accanto a me, Francesco Rizzo, il sindaco di Veneto. La vostra presenza e tutti gli altri sindaci che mi hanno mandato un messaggio non sono come presenti per i clienti o per le manifestazioni dei propri comuni. La vostra presenza è per tutta l'amministrazione comunale e per la comunità santegrese un motivo di grande orgoglio. L'invito che ogni anno rivolgo a voi non è di mera circostanza, ma un segno tangibile di riconoscenza per il sostegno e la collaborazione che da sempre mi avete garantito. Ogni volta questo aiuto siete stati sempre presenti a sostenere la mia comunità. Ringrazio tutti i carabinieri della stazione di San Pianiceto, la persona del comandante faccio gli auguri di buon lavoro e comunque questo è stato il nostro fianco per ringrazio la polizia municipale di San Pianiceto che vede il comunale di caso, la persona del pubblico che ha reso il nostro paese di ringrazio l'associazione di vigilanza ambientale per Lontano nella persona del presidente Antonino Polito e di tutti i collaboratori. Un caloroso grazie e un vivo sentimento di riconoscenza all'associazione Prologo di San Pianiceto nella persona della presidente Maria Micale e di tutti i soci. Anche quest'anno, gettando il cuore oltre ogni ostacolo, se ce l'abbiamo fatta, un grande merito è il vostro. Ringrazio l'associazione musicale Maestro Pietro Anastasi di San Pianiceto nella persona del presidente il dottor Giancarlo Marchetta e del maestro Davide Cicana. Ringrazio l'associazione culturale San Pietrese, l'associazione AST San Pianiceto nella persona del presidente Fabio Spadaro. Ringrazio l'associazione delle Fonti e ringrazio di vero cuore il cielo di Web nella persona di Giuseppe Ruggeri e la dottoressa Antonina Magre per il nostro straordinario lavoro che hanno fatto con la loro piattaforma per dare visibilità e pubblicità a questo magnifico evento.
Ringrazio la scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Venetico, la scuola secondaria Ignaziano di Messina, il gruppo parrocchiale di Santo Stefano Medio nella persona di padre Matteo Bulletta. Ringrazio l'associazione Musica e Mente nella persona della presidente Giuseppe Minuti. L'associazione nasce dall'unione di specialisti che operando nel sociale permettono l'inclusione di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e disabilità varie. Da 3 anni l'associazione partecipa con entusiasmo e motivazione a questa splendida manifestazione. Un plauso di vero cuore va agli artisti sanpietresi che hanno realizzato le icone sacre incastonate nei tappeti floreali. Stefania Ruggeri, Caterina Catanese, Giuseppe Licata, Eleonora Magazzù, Giulia Cicciari, Graziano Italiano, Benedetta Minutoli, Emanuela Costa, Carmelina e Maria Marchetta, Maria Vitale, Tiziana Chilè, Samuele Salia, Federica Tella. Un grazie di cuore a Gina Marchetta per l'insostituibile e prezioso lavoro che ogni anno fa. Ringrazio ancora i giovanissimi artisti sanpietresi che rappresentano il futuro del nostro paese e di questa manifestazione e che non posso citare uno per uno perché siete tantissimi. La vostra dedizione e il vostro impegno sono stati davvero straordinari. Ringrazio i numerosi volontari, paesani e non, che con la loro preziosa collaborazione hanno contribuito ad infiorare e colorare le vie del nostro paese. Ringrazio la testata giornalistica Gazzetta del Sud e la emittente televisiva RTP che ha fornito la pubblicità per l'evento. Ringrazio ancora Nino Golosi e tutti i ragazzi carissimi che ogni anno, con infaticabile passione, contribuiscono in modo determinante alla riuscita di questa splendida manifestazione. Ringrazio gli assessori, il Presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri comunali. Infine, consentitemi come sempre di ringraziare tutti i sanpietresi e tutti coloro che con infaticabile impegno, dedizione e abnegazione si sono prodigati per l'ottima riuscita della manifestazione. Viva l'Infiorata, viva San Piernicello! Voglio ringraziare altresì gli sponsor, oltre a Celer Trasporti, che è qua rappresentata dal proprietario, l'architetto Lucchesi, anche Sigma e Isla hanno contribuito finanziariamente per fare le magliette, i contributi necessari per la logistica. Isla, che è una nostra eccellenza, una nostra azienda, da ogni anno i materiali classici che ci servono per i regali. Quest'anno abbiamo, in simbiosi con tutta l'amministrazione comunale, deciso di far inaugurare la manifestazione a una persona che negli anni si è distinta per impegno, serietà e passione. Per me è sempre stato un esempio da emulare. Per questo abbiamo deciso di attribuirgli un giusto e doveroso riconoscimento. È un mio collega, un sindaco, conosciuto e apprezzato da tutti per il grandissimo lavoro e per lo straordinario sviluppo che ha saputo fare alla propria comunità. Qui al mio fianco il sindaco di Venetico Francesco Rizzo, vi chiedo di fare un grande applauso. Ringraziare l'amico sindaco che mi ha dato tanto onore perché fare una questione di questa bella artistica,
ricordarsi che quando si fanno le cose che il proprio paese devono essere orgogliosi e darsi conto che sono molto lontani da poter valutare determinate cose importanti del nostro paese. Questi artisti che hanno dimostrato grande preparazione e grande gusto per quello che hanno fatto, e io che sono caratterizzo una bella cara, non è che mi è importante l'importante, è una bella cara, uno che si chiamava da 29 anni, è rimasto ormai una televisione continua lì, che attira la gente a visitare e che conosce anche il paese, veramente lontano, però è un po' molto vivo e si fa parlare della sua opera che creo che per questo è un artista. Sì, non si posso dire, io mi faccio delle grandi riconoscimenti, io faccio quello che posso. È un dovere da parte mia e che ho chiesto un po' ai cittadini e devono compensare. Se mi hanno dato questo riconoscimento al Senato, perché ci ho messo tutto l'impegno, nonostante la mia evidenza militare, non riuscivo a fare delle cose che veramente impensabili. Sono cantate sempre il giorno, le preparato sempre di gente, diciamo l'artificio che io sia uno. Ma questo è già da tenere, ed è una che ci abbiamo un principio di collaborazione di tutti questi comuni per creare turismo, per creare cose grosse e per tutto. Grazie a tutti, per scusare perché il libro perché la discussione è una prova per Facciamo un applauso al sindaco accademico Francesco Rizzo. Allora, adesso andiamo al momento della benedizione. Padre Francesco, lei proprio è a tema preciso, giustamente quest'anno la 29ª edizione è dedicata a San Francesco d'Assisi. Padre Francesco, a lei il microfono. Noi l'Inchiorata la facciamo sempre in occasione del Corpus Domini e le strade del nostro paese sono inchiorate per il Signore. Quest'anno questa giornata dedicata a San Francesco e al Cantico delle Creature ci dice come è importante l'essere fratelli. Il Corpus Domini ci sollecita ad essere un cuor solo e un'anima sola. Il Corpus Domini ci sollecita a essere uniti, ci sollecita a vivere da fratelli e sorelle, ognuno con la sua originalità, con il suo dono, ma ognuno è prezioso nel corpo del Signore, ognuno è un membro prezioso del corpo di Cristo. Siamo membra preziose dell'Eucaristia. San Francesco ha creduto alla fraternità. Loda il Signore per fratello sole, per sorella luna, per sorella acqua, per frate fuoco. Lui è consapevole che dobbiamo vivere la fraternità tra di noi e anche con le creature. Lui guarda la creazione che parla del Creatore e quando compone questo cantico delle creature lo fa in un momento di sofferenza, ma anche in quel momento si fida del Signore, si vede circondato dalle creature che sono fratelli, sorelle, si vede circondato dell'amore di Dio. Noi domani, passando in processione attraverso questa giornata, vogliamo manifestare che ci sentiamo nutriti dal Signore. Lui è il nostro sostegno, Lui ci vuole sempre bene, Lui è Padre. D'ora in poi San Francesco ha detto: mi rivolgerò a Dio chiamandolo Padre, Padre nostro. Impariamo da San Francesco, impariamo a credere al Vangelo, impariamo a viverlo, il Vangelo della fraternità, il Vangelo della pace, il Vangelo del dialogo.
impariamo ad annunciarlo, e San Francesco lo annunciava non con belle parole, ma camminando, vivendo con gioia, con letizia, con i suoi fratelli, vivendo l'amore discendendole. E con questa bella illusionata impariamo ad essere noi fiori per il Signore, con una vita di comunione, una vita di fraternità. E ora chiediamo la benedizione del Signore su questa giornata, su tutti gli artisti che l'hanno realizzata, che anche loro sono segno di chi collabora, di chi lavora insieme nella fraternità. Vogliamo chiedere la benedizione su tutti noi che siamo qui presenti e su tutto il mondo, perché ovunque possa regnare la fraternità e la pace. Sì, allora ci siamo. Il Signore sia con voi. Su questa giornata e su tutti noi che siamo qui presenti, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. E allora facciamo l'applauso, per favore. Allora siamo pronti, vediamoci vicini prima per le foto, un attimo per ritagliare, accomodiamoci. Siamo pronti? Allora, facciamo il foto alla rovescia, così facciamo una bella foto, tutti insieme i sindaci, quindi tutti quanti vicini. E allora almeno 3, 2, 1, tagliamo il nastro e apriamo ufficialmente la 23ª edizione temporale del Corso Domini di San Pier di Ceto, il Cantico delle Creature. E sulle fonte di Fratello Sole e Sorella Luna vi possiamo dire che l'infiorata è aperta, c'è un mandato per salire, per scendere. E viva San Francesco, l'applauso per la fonte!